tutti, benvenuti a questa seconda parte del Job Day, sede Oristano, quarta tappa. Continua il successo, Maika, c'è da essere contenti. Direi assolutamente soddisfatti della risposta entusiasta del territorio, un crescendo di presenze sia da parte delle imprese che hanno partecipato con grande vivacità, mettendo a disposizione le posizioni vacanti, quindi mettendole sul mercato, grandissima risposta e anche a grande sorpresa da parte dei lavoratori, con un numero di candidature che supera ogni previsione, quasi 5.000 le candidature per le posizioni vacanti, circa 2.300 quelle raccolte, quindi fa capire anche che questo percorso, questo viaggio itinerante nella regione Sardegna sta destando curiosità e quindi le persone cominciano ad avvicinarsi a questo nuovo modo di affrontare il mismatch domanda-offerta di lavoro attraverso il canale pubblico, i servizi pubblici, quindi l'incontro domanda-offerta attraverso i centri per l'impiego. Quindi risposta positiva, ma altrettanto meravigliosa la risposta delle scuole che hanno colto questa occasione per ricevere informazioni sull'offerta formativa, le possibilità di accrescere le competenze per trovare un lavoro nel proprio territorio, possibilmente rispondente a quello che è lo sviluppo economico produttivo che vedremo anche questo pomeriggio attraverso la testimonianza di molti imprenditori. E anche questa rappresenta una novità, perché non è soltanto le risorse umane, la ricerca del lavoro, ma sono le imprese che si aprono, ci raccontano una prospettiva futura, e questo ingenera quel non più fabbisogno, ma quella condivisione di percorsi strategici che porta a questo Job Day e questa edizione targata ASPAL verso un nuovo piano, che è il piano dello sviluppo condiviso. E allora sappiamo che lo sviluppo condiviso va gestito anche nel solco delle regole, e abbiamo il nostro insider alla Presidenza del Consiglio, Romano Benini, sei con noi, esperto economico presso la Presidenza del Consiglio. Romano, grazie per la pazienza, oggi siamo un po' in ritardo, ma ci servono i tuoi preziosi consigli. Evidentemente avete avuto l'opportunità di fare un ottimo pranzo, cosa che voglio dire fa bene, che dalle vostre parti sapete fare al meglio. Allora mi limito a poche informazioni, a poche valutazioni, anche perché è sempre più importante far parlare gli imprenditori e coloro che il lavoro poi lo creano direttamente. Alcuni dati, perché è importante partire da questo dato. In questo mese si è registrato il record assoluto di occupati della storia italiana. Siamo in una fase in cui rispetto all'anno scorso abbiamo 470.000 occupati in più, e questa tendenza più o meno si trasferisce in ogni regione. Qual è l'elemento però che rende una regione più in grado di promuovere l'occupazione? Oggi non è più soltanto, una volta era il fatto che ci fossero incentivi e sgravi, oggi invece è soprattutto il fatto che ci sia un sistema scolastico formativo del mercato del lavoro che funziona. In questo senso la regione Sardegna è, tra le regioni del centro-sud, un punto di riferimento, ha dinamiche occupazionali interessanti, ha una domanda, l'avete visto in questi giorni al Job Day, in crescita, perché ha seminato bene e perché costituisce un territorio che da questo punto di vista ha probabilmente anche la possibilità di dare alle imprese le competenze che cercano. Però è anche vero che dobbiamo fare sempre meglio e sempre di più, perché l'altra notizia, bisogna passare dalla notizia buona a quella un po' meno buona, è che a fronte dell'aumento della domanda delle imprese abbiamo una difficoltà nel trovare competenze che è ormai mediamente intorno al 40%. Questa cosa qua, che io predico da 2 anni, è diventata, ci faccio anche il programma televisivo, finalmente cade sulla stampa come notizia, come la notizia più importante. Oggi in Italia non fanno più notizia i disoccupati, ma fanno notizia innanzitutto il problema della domanda di lavoro che non trova occupati. Bene, i motivi per cui c'è questo cosiddetto mismatching, lo sappiamo, sono vari, però ci interessa segnalare che la soluzione è innanzitutto quello di trovare e di formare le competenze adatte, perché la prima questione riguarda il fatto che non si trovano candidati adatti. Non si trovano candidati con le competenze adatte, ma non si trovano proprio candidati in molti profili.
Lo sappiamo, lo sapete, che probabilmente il 30% delle opportunità di impiego legate alla prossima stagione turistica potrebbero andare a vuoto anche in Sardegna proprio per questa difficoltà. Le motivazioni sono tante, ma innanzitutto non possiamo rispondere a questa sfida senza la capacità dei nostri sistemi di creare e di formare le competenze adatte. Motivo per cui è fondamentale quell'attività di orientamento formativo che precede lo scouting, che fate con iniziative oggi come Job Day, ma con io vi esorto diciamo a farlo, una collaborazione sempre più stretta tra i servizi per il lavoro, pubblici e privati, i centri per l'impiego, la regione e il sistema scolastico e formativo. Questa è, diciamo, un po', questo potrebbe essere la vera competizione, la vera differenza tra le regioni, perché la differenza oggi sarà tra quelli che riescono a rispondere più o meno alla domanda che arriva da una fase economica in cui per tanti motivi aumenta la domanda delle imprese, ma aumenta anche la richiesta di specializzazione delle competenze, che impegna il sistema ovviamente a formare competenze adatte. In questo senso ovviamente non dobbiamo lasciare indietro nessuno. In questi giorni, lo vedete sulla stampa, qui al Ministero del Lavoro, perché io adesso vi parlo in questo momento dalla postazione del Ministero del Lavoro, stiamo lavorando per il nuovo reddito, o meglio, la nuova misura che sostituirà il reddito di cittadinanza, che sarà pronta settimana prossima, che non inciderà, lo vedrete, sulla tutela, reddituale data alle persone più povere, ma che renderà obbligatorio, perché questa è la nostra indicazione, per coloro che possono essere inseriti in percorsi di attivazione, il rapporto tra servizi sociali e servizi per l'impiego per garantire un percorso di attivazione, come prevedeva tra l'altro anche la precedente legge, ma non è riuscito a farlo, per coloro che si trovano appunto in una situazione di povertà. Questa è una delle novità del prossimo anno, ci sono tante altre novità, stiamo lavorando a modificare e a rafforzare il programma GOL, stiamo lavorando per creare con le regioni degli strumenti condivisi nazionali per l'autoimpiego, questa è l'altra notizia, cioè fare in modo che tutti coloro che hanno una valida idea di impresa possono avere un finanziamento automatico a fondo perduto a sostegno dell'attivazione, e il bando Resto al Sud, i bandi che sono stati avviati in questo senso dalla Regione Sardegna ci fanno capire come per esempio proprio la Sardegna sia possibile terra di nuovi giovani imprenditori che magari rientrano per fare impresa. Andiamo rapidamente a verificare con le regioni due impegni che abbiamo preso con le regioni, che riguardano il rafforzamento dei servizi per il lavoro e il rafforzamento del sistema duale, che permette ai ragazzi di lavorare con un contratto a tempo indeterminato di apprendistato tendenzialmente e diplomarsi e acquisire una qualifica professionale mentre si lavora. C'è tantissima carne al fuoco da questo punto di vista. Stiamo verificando anche se con il Fondo Sociale Europeo riusciamo a definire altri progetti sperimentali per attivare i giovani. Per esempio, per gestire meglio il mercato del lavoro legato alle aziende multilocalizzate, cioè che sono presenti in regioni diverse, e anche altre iniziative. Il nostro obiettivo, come avete capito, è quello di creare tutti gli strumenti per permettere ai giovani, insieme alle regioni, chiaramente, di attivarsi, di rendersi attivi, eliminare o quantomeno limitare ogni scusa o ogni, ahimè, giustificazione che trattiene i nostri disoccupati e i nostri giovani dall'impegnarsi nella ricerca attiva di lavoro. Tutto questo ovviamente lo facciamo con le regioni, la Regione Sardegna sta chiaramente anche in particolare a cuore del nostro ministro Marina Calderone, ma siamo anche impegnati a fare in modo che il PNRR sia più incisivo ancora rispetto a questa sfida. Abbiamo 1.100.000 disoccupati che sono coinvolti nel programma GOL. In queste settimane i centri per l'impiego passeranno dall'assessment ai colloqui di preselezione. Tante cose in questo senso la Regione Sardegna con ASPAL ha messo in campo, e questo salto, diciamo, di qualità speriamo che nei prossimi giorni possa avere anche un'accelerazione nelle scelte
e nei provvedimenti. Insomma, dopo la nuova misura che va a sostituire il reddito, aspettatevi tante novità, perché abbiamo pronti almeno 4-5 interventi da condividere davvero presto con le regioni. Grazie. Grazie Romano, grazie per tutte queste informazioni, ci restituisci sempre una prospettiva dal livello nazionale e soprattutto ci hai dato l'anteprima degli strumenti che saranno molto utili ai nostri imprenditori. E allora riprenderemo questi temi nel dibattito, ma prima dalla visione nazionale passiamo al focus regionale. E con noi Roberto Doneddu, direttore generale dell'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Roberto, sempre benvenuto, sei a casa, grazie per tutte le informazioni che ci vorrai dare. Grazie Antonio, mi sentite bene? Sì. Un caro saluto a tutti voi, a tutte voi lì in sala, un caro saluto a Romano che ha fornito un quadro così completo ed esaustivo della situazione a livello nazionale, ci ha dato anche qualche anticipazione con delle sorprese che stanno per arrivare che da un punto di vista amministrativo magari ci spaventano anche, no? Qui per fare un punto un punto nave, potremmo dire così, sulla situazione in Sardegna, come in tante altre regioni, in questo momento siamo fortemente impegnati a dare concreta attuazione a un'iniziativa molto importante finanziata dal Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza, che tutti ormai conosciamo, che va per l'acronimo GOL, che sta per Garanzia Occupabilità dei lavoratori, che si combina con il potenziamento dei servizi per il lavoro e punta ad una fortissima integrazione tra le politiche attive del lavoro in accezione ristretta con gli interventi di formazione professionale che sono stati in qualche modo gestiti tendenzialmente con linee di finanziamento specificamente dedicate. È una riforma molto impegnativa che dovrà tagliare il traguardo entro il 2025. In questo momento siamo in fase di piena attuazione della prima annualità e già guardiamo alle annualità 2023, 2024 e 2025 per capire come ulteriormente potenziare la nostra capacità di rispondere alle esigenze dei lavoratori, dei cittadini, delle imprese, tutti i soggetti che sono coinvolti in questo sistema, in una logica sempre più di integrazione dei servizi, di condivisione delle responsabilità non solo amministrative, ma mi verrebbe da dire anche sociali, per poter fare questo cambio di passo, che è frutto di un cambio di paradigma di riferimento in tutti i nostri ambiti territoriali, sempre più vicini alla realtà. E come diceva la collega Maica in apertura, è evidente dai numeri che ci avete riportato anche nel pomeriggio come questo tour de force dimostri di avere un senso, no? Se tante persone si avvicinano e in qualche modo anche cercano in presenza quel sistema di far incontrare domanda e offerta che è uno dei nostri obiettivi sostanziali. In questo momento, oltre agli interventi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ci hanno portato a individuare, ad attivare i primi servizi che hanno consentito di definire il cosiddetto patto per il lavoro attraverso un sistema di valutazione, profilazione, potremmo dire quali quantitativa e quindi di individuazione di quelle che sono sostanzialmente le cosiddette distanze dal mercato del lavoro dei singoli cittadini che si sono rivolti ai nostri servizi per l'impiego. Siamo in un momento in cui stanno per entrare in campo i cosiddetti soggetti realizzatori, ossia gli attori privati della rete che insieme ad ASPAL sono chiamati a rendere effettiva l'erogazione delle cosiddette misure per le diverse tipologie di percorsi all'interno del programma GOL che hanno a che fare con il supporto all'incontro domanda-offerta, quindi il supporto all'inserimento del mercato del lavoro per chi è più vicino, più pronto, si potrebbe dire, a
a incontrare la domanda di competenze che il tessuto socio-economico di riferimento esprime, con le persone che invece hanno bisogno di un supporto magari di formazione breve, di rafforzamento di alcune delle loro competenze professionali o semplicemente delle competenze digitali o comunque linguistiche trasversali in percorsi che vengono definiti nel programma tecnicamente di upskilling, oppure persone che ancora di più hanno bisogno di fare una vera e propria manutenzione straordinaria delle proprie competenze e quindi possono trovare un'offerta di servizi di cosiddetti di reskilling o di quindi riconversione, si potrebbe dire, anche delle proprie competenze o di sviluppo di competenze del tutto nuove a integrazione di quelle che magari possono aver avuto modo di sperimentare già sul mercato del lavoro. Tutto questo si deve combinare in una grandissima azione di coordinamento che porti a integrare tutte le possibili linee di intervento e le grandi opportunità che ci vengono date anche dalla politica di coesione, per esempio nel nostro caso con gli interventi sostenuti dal Fondo Sociale Europeo, che a questa tornata di programmazione europea ha aggiunto un plus alla propria denominazione, che significa sicuramente maggiori opportunità, poter fare di più, poter osare di più, ma anche in un certo senso in combinata con il PNRR per noi una grandissima complessità. E quindi questa grandissima sfida di dare risposte sempre migliori e sempre più veloci a queste istanze che sostanzialmente hanno a che fare con il diritto ad una vita dignitosa, se vogliamo trovare una sintesi di tutto, significano per noi rivolgerci ogni volta a tutti gli attori su scala regionale o su scala locale che possono in qualche modo con noi mettersi sulle spalle questa avventura e contribuire a raggiungere gli obiettivi che altrimenti una pubblica amministrazione da sola non potrebbe mai raggiungere. Quindi questi incontri sono una grandissima opportunità e si combinano e completano e sviluppano ulteriormente un percorso che abbiamo già messo in campo con gli incontri che abbiamo denominato Rete Lavoro Sardegna, sui quali immagino che molti degli attori presenti magari hanno anche avuto modo già di partecipare e offrire il loro contributo. Io resto a disposizione se fosse necessario, seguendo i vostri lavori a distanza purtroppo, ma vi ringrazio per questa opportunità di intervenire da remoto. Grazie Roberto, sappiamo che sei sempre con noi, aspettiamo di averti in presenza nei prossimi appuntamenti e sarà prezioso anche interagire con te in conclusione quando potremo tirare le fila di questa giornata. E allora proseguiamo nel nostro percorso, Maika, vedendo proprio quelle innovazioni che abbiamo colto prima, richiamando anche le parole sia di Benini che del nostro Roberto Doneddu. In effetti tutto questo percorso si sposa bene con gli strumenti che l'ASPAL, il Ministero, mettono a disposizione nelle imprese e che le imprese stanno cogliendo perché abbiamo un ottimo riscontro. Non è solo il Job Day con l'incontro domanda e offerta di lavoro, ma in realtà tutte le richieste che all'ASPAL stanno pervenendo nel corso della quotidianità da parte delle imprese. Parlo di Academy, parlo di tanti altri progetti condivisi con un'unica chiave di lettura. Tutti insieme ci stiamo muovendo verso uno sviluppo nuovo, che è nuovo non soltanto perché veniamo dalla pandemia, ma è nuovo perché c'è questa energia sul mercato. Una cosa che mi ha colpito, incontro domanda e offerta di lavoro, prima avevamo tantissimi curricula disponibili per le imprese che selezionavano. Oggi abbiamo risorse umane curiose di capire se ciò che sanno fare, ciò che possono imparare è al servizio dei progetti di sviluppo. Forse è proprio questo il cambio di passo che stiamo vivendo tutti insieme. Beh, io noto che c'è una grande urgenza da parte dei settori produttivi di avere professionalità, di avere forza lavoro qualificata il più presto possibile, perché diversamente i piani di sviluppo imprenditoriali, i piani industriali di imprese importanti e interessanti non hanno poi la possibilità di concretizzarsi. E quindi di fronte a questa urgenza
come stiamo reagendo attraverso, abbiamo visto, politiche nazionali, comunitarie, nazionali e regionali che trovano espressione intanto in questo grande programma di riforma dei servizi per il lavoro, che nel momento in cui riuscirà ad ottenere una concreta attuazione nella parte della formazione, cioè dell'avvio dei percorsi formativi, avremo un approccio per cui l'esigenza del singolo individuo si trasforma in un percorso formativo individualizzato che risponde alla sua esigenza, ma risponde anche concretamente a quello che è il fabbisogno di competenze da parte delle imprese. Quindi ci deve essere una corrispondenza tra come formiamo e ciò che ci richiede l'impresa, l'economia del nostro territorio. Ma altrettanto urgente, nell'attesa dell'attuazione delle varie misure di politica attiva, che nel momento in cui verranno messe a terra si vedrà indubbiamente la differenza in termini di forza lavoro pronta per essere utilizzata dalle imprese. Abbiamo una grande urgenza anche sentita dalle imprese di avere una formazione all'interno delle imprese, quindi l'esigenza, la richiesta a gran voce di poter aprire la strada alle accademie aziendali sicuramente è una strada che deve essere percorsa e che già la Regione Sardegna con degli avvisi ha dato avvio durante l'anno scorso, ma è una strada che continueremo a seguire cercando di facilitare il più possibile l'accesso a questa modalità di formazione on the job da parte delle imprese. Naturalmente occorre prevedere anche in questi casi delle priorità, cioè avere uno sguardo particolare per quanto riguarda la nostra platea di disoccupati, quindi cercare di favorire la formazione all'interno delle imprese di chi non ha lavoro e anche di chi ce l'ha per poter migliorare le proprie capacità, quindi rispondere a quella qualificazione professionale effettivamente richiesta da vari settori produttivi. Quindi su questo siamo impegnati, tutte le attività sono in itinere e non vediamo l'ora di poter iniziare a presentare quelle che sono le attività concrete e anche i primi risultati. E anche questo elemento innovativo si sposa con un'innovazione più generale, lo vediamo anche lato università, cioè questa grande collaborazione tra i diversi enti e tutti insieme ci stiamo indirizzando verso un futuro sostenibile, che è sostenibile non soltanto nell'accezione del green di tendenza, ma è sostenibile perché riusciamo ad organizzare delle attività comuni che vanno a beneficio delle imprese, che possono crescere con le risorse umane disponibili, che vengono reindirizzate o ancora vengono stimolate. Lo abbiamo visto anche nelle scorse settimane. Lo stimolo nasce dalla capacità di condividere progetti. Forse questo c'era mancato negli anni scorsi. L'idea era sempre quella di trovare risorse umane per una funzione. Oggi dalla condivisione dei progetti riusciamo a stimolare non soltanto quella ricerca di competenze specifiche, ma anche quella voglia delle persone di mettersi in gioco e, perché no, il mercato ci sta regalando degli appassionati di discipline che prescindono dalla formazione classica. L'abbiamo visto anche in ambiente universitario. Molti dei nostri laureati hanno delle informazioni di base che diventano competenze nel tempo, ma il vero arricchimento nasce dalla capacità di interagire col mercato e quindi di appassionarsi ad alcune tematiche che poi diventano strategiche per le imprese. E forse anche questo, l'abbiamo visto facendo un giro questa mattina tra i diversi stand, sta animando quelle risorse che fanno la domanda in più, che ci fa capire che sono sul pezzo, e anche questo lo prendiamo con un elemento di stimolo. Evidentemente tutti questi elementi di stimolo poi vengono simboleggiati per noi dai numeri. E allora chi meglio dell'osservatorio del lavoro dell'ASPAL ci può restituire la fotografia di questo territorio fatta di numeri, ma fatta soprattutto di persone. Mi serve solo questo. Sì. Buongiorno a tutti, il mio compito è quello di presentare la situazione dell'ambito di Oristano. Ci troviamo nel centro Sardegna, i comuni coinvolti in questo ambito sono 98 e possiamo suddividerli nei 7 centri per l'impiego. Ho inserito nella slide il numero di comuni all'interno di ogni centro per l'impiego. Mi sentite? Sì? Sì. Ok. I residenti in tutto questo ambito territoriale sono circa 173.000 e sono suddivisi nel territorio considerato. Si vedono appena i comuni più grandi. Se prendiamo a riferimento solo i comuni che hanno almeno l'1% della popolazione dell'intero ambito, rimangono a video solo i comuni che vedete sulla destra.
Gli stranieri residenti nel 2022, questi sono dati Istat, sono distribuiti un po' come i residenti italiani, prevalentemente situati nel comune di Oristano. Infatti il 25% dei residenti stranieri nell'ambito di Oristano risiede proprio nel comune di Oristano. Cosa caratterizza il territorio dell'ambito di Oristano? Prevalentemente il fatto che ci sono appena 5 comuni che hanno più di 5.000 residenti, mentre sono moltissimi i comuni che non raggiungono i 1.000 residenti. Quindi in questo ambito territoriale la prevalenza dei comuni di piccole e piccolissime dimensioni. Aggiungiamo per l'occasione un altro punto di vista, quindi la zona altimetrica, perché abbiamo notato che può avere una rilevanza per il mercato del lavoro. Infatti sono 61 i comuni che si trovano in collina interna, questa è una definizione dell'Istat sempre, sono invece 32 quelli nella pianura e 5 i comuni nella collina litoranea. Come vedete però sono rappresentati i residenti. I comuni della pianura hanno molti più residenti rispetto ai comuni della collina interna, nonostante il numero dei comuni sia inferiore. Riprenderemo questa slide poi quando parlerò nel dettaglio del mercato del lavoro. Ancora qualche dato sulla popolazione, perché negli ultimi 10 anni, come vedete, quasi tutti i comuni sono in rosso, cioè hanno avuto un calo della popolazione. La media di decrescita della popolazione dell'ambito è di 7,8 punti percentuali. Se si considerano però solo le persone in età da lavoro, quindi tra 15 e 64 anni, questa percentuale scende ancora. Quindi c'è stata una riduzione in 10 anni della popolazione in età da lavoro del 13% abbondante. Ho messo in evidenza giusto qualche comune perché sono pochissimi punti in verde, come vedete c'è Sagama, questa variazione è piccola ma è anche piccola in termini assoluti perché la popolazione di Sagama è ridotta, così come Sodì o anche Tadasuni che pur avendo una variazione così elevata tradotta in numero di persone è molto esigua. L'ultimo dato sulla popolazione prima di passare al mercato del lavoro, parlo del tasso di sostituzione al lavoro, cioè quante persone sono pronte a immettersi nel mercato del lavoro a fronte delle persone che stanno per uscire dal mercato del lavoro. Quindi è un indicatore che mette al numeratore le persone che hanno tra 15 e 24 anni e al denominatore coloro che hanno tra i 55 e i 64 anni. Come vedete per lo più il colore è rosso, quindi sono pochissime le situazioni nelle quali ci sono tante entrate quante sono le uscite, anzi diciamo che per lo più non si raggiunge neanche la metà delle uscite. Partiamo quindi dai dati sul mercato del lavoro, farò riferimento esclusivamente ai dati delle comunicazioni obbligatorie, quindi i dati amministrativi raccolti dall'ASPAL. Ho suddiviso il territorio nei CP per dimostrare l'incidenza della zona di Oristano, quindi quasi la metà degli occupati si raggruppa nel CP di Oristano. Ho scelto come date 1 gennaio e 31 dicembre, non ho messo appositamente il mese estivo perché in questo contesto territoriale non c'è la stagionalità tipica che vediamo nei territori di vocazione turistica. La distribuzione per settore, spero, sì, si dovrebbe vedere. Il settore principale in questo contesto territoriale è il commercio e trasporti e vince come numerosità l'occupazione a tempo indeterminato, comprendendo anche il contratto di apprendistato che adesso è a tutti gli effetti un contratto a tempo indeterminato. Come secondo settore c'è quello delle attività delle famiglie e delle convivenze, quindi il lavoro domestico, proprio perché abbiamo detto che è un territorio di comuni di piccole dimensioni dove per lo più abitano persone di una certa età, quindi evidentemente richiedono questo tipo di servizi. Seguono gli altri servizi, è molto importante in questo contesto territoriale l'istruzione, invece alberghi e ristoranti risulta un po' più defilato come importanza a livello di numeri dell'occupazione. I settori nei quali risulta prevalere l'occupazione a tempo indeterminato si possono vedere, sono quindi commercio dove c'è il 73% di occupati a tempo indeterminato, ma anche le attività di sanità, assistenza sociale e così via.
Lo stesso grafico, stavolta però mettiamo in evidenza la partecipazione al lavoro di uomini e donne. Quindi gli uomini nel settore prevalente rappresentano il 60% degli occupati, le donne solo il 39%. Vedete invece per le attività di famiglie e convivenze la maggior parte delle occupate, il 93% per l'appunto, è donna. E così via negli altri settori. Vediamo che cosa è successo negli ultimi anni, passiamo dal 2019 al 2022 per vedere che comunque i numeri sono sempre in crescita. Non so se è particolarmente chiaro il fatto che in tutti questi anni la riga, la linea rosa, quindi quella delle donne, è sempre più in alto rispetto a quella degli uomini e si vede anche come l'andamento durante i mesi dell'anno sia diverso. Si vede la crescita della linea blu. Supponete, prendiamo ad esempio il 2022 che ha un trend diverso rispetto all'andamento dell'occupazione femminile. Questo si potrà vedere nelle prossime slide perché suddividendo per gruppi di settori possiamo crearne due nei quali a sinistra gli uomini prevalgono come occupazione, a destra prevalgono le donne e anche i trend sono molto diversi in un caso e nell'altro caso. Entrando ancora più nel dettaglio possiamo vedere che le donne in alberghi, ristoranti, commercio, trasporti e altri servizi hanno per lo più contratti part-time. Stavolta la linea in arancione indica un contratto part-time, la linea blu indica un contratto full-time, gli uomini invece hanno in prevalenza contratti full-time. Possiamo sempre vedere nella slide quali sono i livelli occupazionali. Gli uomini sono prevalentemente occupati nel commercio e nei trasporti, come abbiamo visto nelle slide precedenti. Tornando quindi alla distribuzione per zona altimetrica, considerando stavolta solo la fascia d'età 15-64, possiamo vedere che per la popolazione la collina interna rappresenta il 62% degli abitanti della pianura. Se invece parliamo di occupazione risulta solamente il 43%, quindi l'occupazione è più concentrata nella pianura rispetto alla collina interna. Queste sono ancora delle curiosità. Dividendo tutto il territorio regionale nei 6 ambienti, nei 6 ambiti di questi eventi, possiamo notare Oristano. Sono residenti nel comune in cui lavorano il 39% delle persone, sono residenti in un comune sardo diverso dalla sede di lavoro il 57% delle persone, risiedono fuori Sardegna, cioè sono importazioni di occupati, il 3,8%. Questo è, facendo l'analisi per comune, possiamo vedere che le percentuali più elevate di occupati residenti sono nei comuni in verde, invece le percentuali di occupati residenti scendono passando dai colori rosa e rosso. Ancora delle curiosità, questi sono i rapporti di lavoro che sono iniziati a tempo determinato nel 2022, queste sono le qualifiche professionali. Prendendo in considerazione la descrizione del codice delle professioni a 3 digit, il numero maggiore di assunzioni nel 2022 è stato per personale non qualificato nei servizi di pulizia uffici, seguito da addetti alle vendite e così via. Per ognuna di queste professioni abbiamo inserito anche il numero medio di giorni di occupazione. Facciamo riferimento solo ai contratti a tempo determinato, quindi quelli che già sappiamo che hanno una scadenza. Qualche parola, la nuvola di parole delle professioni. Queste sono le professioni che sono apparse per la prima volta, sono state registrate per la prima volta nel 2022 nelle comunicazioni obbligatorie. Ci sono delle figure professionali che evidentemente prima o non erano necessarie o semplicemente venivano assunte le stesse persone ma avevano una qualifica o un nome diverso, quindi la comunicazione obbligatoria la registrava diversamente. Giusto per fare un confronto abbiamo preso anche il 2021, si vede quali sono i settori nei quali ci sono le nuove professioni, il colore è quello prevalente dell'attività manifatturiere, poi c'è danzatore circense, evidentemente
Questa è stata un'attività che si è svolta nel 2021. L'ultima informazione, e poi lascio la parola, l'ASPAL è coinvolto in un progetto di costruzione delle dashboard per venire incontro alle esigenze di conoscenza del mercato del lavoro. Sarà rivolto innanzitutto agli operatori di ICP, che potranno così dare un servizio migliore a chi verrà a chiedere delle informazioni, e poi apriremo queste informazioni anche al resto della popolazione, in modo da far sapere in tempi reali quello che è l'andamento del mercato del lavoro. Queste sono 2 slide che presentano il progetto che è ancora in corso e che presto sarà disponibile. Grazie. Grazie Lucia, preziosissima. Come vedete, anche in questo caso l'ASPAL dimostra di essere un valido supporto per le imprese. Ormai si parla di dati, di big data, di intelligenza artificiale, e la grande capacità che dobbiamo avere è quella di estrapolare il dato e poi di interpretarlo funzionalmente al mercato e al suo sviluppo. E allora questo risulta anche un po' complicato. Da poco alcuni articoli di stampa a livello nazionale ci hanno restituito una fotografia non ancora sviluppata del sistema Italia, soprattutto in alcuni segmenti, in particolare in quello turistico, dove il dato, che dovrebbe essere la quotidianità, in realtà viene conosciuto poco, e per conosciuto intendo che anche se disponibile non viene approfondito, e magari anche quello superficiale non viene interpretato per le dinamiche di impresa. E allora anche il grande lavoro che sta facendo ASPAL nel restituirci una dashboard significa mettere a disposizione delle imprese uno strumento aziendale, perché di questo parliamo. E allora le abbiamo introdotte, le abbiamo chiamate, ringraziamo Lucia, e adesso è il momento di focalizzarci sulle imprese. Il Job Day si regge sull'equilibrio domanda e offerta di lavoro. È evidente che questa capacità di esprimere fabbisogno, ma di esprimere soprattutto opportunità, ci viene restituita dalle imprese. E qui oggi abbiamo una selezione importante di imprese del territorio che ci richiamano non soltanto la realtà, ma anche la prospettiva. E allora chiamo con noi, Maika, ti chiedo di rimanere qua con noi, così condividiamo il momento. Chiamo qua con noi per Nieditas, il referente del team qualità, Cristiana Mura. Grazie Cristiana. Abbiamo ancora il direttore operativo di 3A Arborea, Maria Cristina Manca. Grazie. Continuiamo per il mondo dell'innovazione e dei servizi, e abbiamo Drop, rappresentata da Alessandro Vagnozzi. Turismo e qualità della vita, non poteva mancare il turismo in questo mondo costantemente in movimento. La qualità della vita e il turismo che ci consente di viverla a pieno viene rappresentato qua dalla rete Best, e quindi Guglielmo Macchiavello. Grazie Guglielmo. Commercio e sostenibilità, e abbiamo con noi la cooperativa Levatrici Sarde con la presidente Pieranna Calderaio. Grazie Pieranna. E infine, per le energie rinnovabili, ringrazio il CEO e Project Manager del settore idrogeno, Federico Meloni, per Tecnoproject. Grazie Federico. Il bello della diretta è questo, cerchiamo di portare via subito lo sgabello, in modo che io possa approfittare della tavola rotonda con tutti voi. Come vedete, ospiti di eccezione, abbiamo una rappresentanza importante del territorio, ma declinata al più alto livello, ma non lo dico per fatturato o per numero di dipendenti. Beh certo, sapere che c'è 3A con noi, Nieditas, altre realtà molto performanti, ci restituisce un'immagine plastica del territorio che ha delle eccellenze, ma l'aspetto più interessante per noi che abbiamo costruito con ASPAL sono i progetti futuri. E allora il grande sforzo che noi chiediamo alle persone che condividono con noi questo modello scientifico, perché di questo si tratta, è un modello che abbiamo studiato in ambiente universitario all'interno della spin-off, quindi questo primo collegamento che c'è col mondo delle imprese e il mercato, per provare a lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Quando noi chiediamo alle persone che cosa fai oggi, generalmente ci viene restituita una fotografia immediata: io sono questo. Portare le persone sul futuro significa dover fare un esercizio ancora più complesso, perché non bastano le informazioni che abbiamo oggi, bisogna incrociare con quelle dashboard le prospettive del mercato, e in ultimo ci mettiamo in gioco. E allora abbiamo chiesto ai nostri ospiti, e lo vedremo con il giro di domande che animerà questo talk, di raccontarci un pezzetto dell'inedito che riguarda le loro realtà aziendali, cioè di raccontarci un progetto nel cassetto che animerà la loro operatività nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con una prospettiva di 3-5 anni. Magari qualcuno si spingerà a 10, alcune aziende strutturate hanno piani industriali che guardano molto in là nel futuro.
Se dovessi guardare cosa succede nel panorama internazionale, Elon Musk ci ha regalato un piano industriale che guarda al 2050. Perché? Perché già si sta chiedendo nel 2050 quali esigenze avremo, quali desideri da soddisfare. Allora non arriveremo con i nostri ospiti al 2050, salvo che qualcuno non ci voglia regalare una visione così prospettica, ma ci fermeremo al prossimo futuro, per poi arrivare alle dinamiche evolutive di queste imprese che devono avere anche un punto stabile per lo sviluppo. Il punto stabile è rappresentato dalle risorse umane. Questo è l'altro elemento che ci ha regalato il Job Day. Abbiamo riportato la risorsa umana al centro dei progetti di sviluppo e lo abbiamo fatto con l'idea che questi progetti ruotano intorno alle persone, dalle persone partono e hanno un nuovo slancio. E allora qua alle persone chiediamo di raccontarci la loro impresa, non più come la leggiamo sul sito internet, è tutto vero, ma con lo slancio, con quella emotività che è propria di una persona che racconta la sua quotidianità. E allora iniziamo con Nieditas, grande brand a livello ormai nazionale, che restituisce una Sardegna contemporanea, che fa di un prodotto tipico un brand da esportare ed un prodotto sicuramente che rimane nella mente, oltre che nel palato di tanti. Cristiana Mura, che cos'è Nieditas, chi è Nieditas oggi? Intanto grazie per l'invito e siamo lieti insomma, di essere qua e di presentare la nostra realtà. Nieditas è il classico esempio di un brand che ha inglobato completamente quella che è il nome dell'azienda. Ormai noi non siamo più Cooperativa Pescatori Arborea, ma siamo Nieditas. E Nieditas al momento significa cozze, che è un qualcosa che magari prima poteva avere anche un'accezione abbastanza negativa nel settore, invece è diventato sinonimo di qualità, di sicurezza alimentare, di sviluppo, di impegno dell'azienda nei confronti di tutti quelli che sono i processi, di formazione di giovani, perché siamo un'azienda comunque sia che occupa tanti giovani, e di progetti futuri che speriamo non di arrivare al 2050 come stava dicendo, però insomma di realizzare un pochino prima nell'ambito di recupero di tutti quelli che sono i nostri scarti di produzione. E allora dopo approfondiremo questo tema e ringraziamo Maria Cristina Manca, tanti auguri per questo nuovo incarico, siamo contenti che possa inaugurare con noi questa nuova traiettoria. Che cos'è 3A Arborea oggi? 3A Arborea da 60 anni è una cooperativa e già questo è un tratto distintivo e caratterizzante. Ci sono vari modi per fare impresa. Noi siamo una cooperativa, rappresentiamo 160 allevatori, rappresentiamo un comparto regionale e questo imprime alla nostra azione quotidiana una responsabilità diversa. Cosa significa essere arborea da 60 anni e ancor più oggi che guardiamo ad un futuro ambizioso guidato da un piano industriale veramente importante? Significa continuare a trovare nelle nostre radici, che sono valori solidi, quello che è il rafforzamento della nostra identità. Ci sono 160 aziende che hanno fatto dell'alta qualità il motore attraverso cui noi veicoliamo prodotti di cui il consumatore si fida. Ecco, la traiettoria è non tradire questa fiducia e significa non veicolare soltanto latte, ma un insieme di valori che sono valori del territorio. Quando parliamo di politica del lavoro ai giovani dobbiamo dire che ci sono vari modi di fare impresa o di partecipare alla vita delle imprese. Ci sono modi attraverso cui lo possiamo fare credendo in una missione. Non è avere un lavoro, ricoprire una funzione. Significa sentire quotidianamente nella propria azione, nella propria mente, nel proprio cuore il trasporto verso una responsabilità sociale che si fa strategia. Vedremo con alcuni cenni al piano industriale quali sono i motori fondamentali di questa strategia. L'effetto attesa è importante, ci ha parlato di valori e quindi qua tutti si chiedono come su questi valori si possa costruire una traiettoria di una cooperativa importante come la vostra. E allora da rete dei valori passiamo ad una rete immateriale che però sta diventando quell'oro per il futuro che ci consente di costruire grandi imprese a prescindere dalla localizzazione. E allora chi meglio di Alessandro Vagnozzi per Drop SRL ci può raccontare questa innovazione e servizi che partono dalla Sardegna ma ormai guardano la nazione e il mondo. Sì, grazie innanzitutto. Drop è una startup, nasce 2 anni fa a seguito di quello che diciamo che gli imprenditori nel settore digitale sognano di fare prima o poi, cioè una exit, perché in realtà io e i miei soci nasciamo imprenditorialmente nel lontano 1998, in un periodo dove internet diciamo che era in forte ascesa, il web iniziava
ad essere un servizio internet che pian pianino si stava diffondendo. Noi in quel momento abbiamo avuto una, chiamiamola, intuizione, quella che poteva essere la rete internet e il web effettivamente un supporto importante per le aziende. Quindi nasce questa azienda ad Arborea in quel periodo. Dopo 23 anni questa azienda è diventato un player diciamo importante a livello regionale e nazionale, e abbiamo deciso di far continuare questo percorso di crescita in altri contesti. Quindi in quella situazione nasce Drop. Drop oggi, così come all'epoca J-Service nasceva per affiancare le aziende in quello che era il panorama di internet, oggi Drop vede a tutta una serie di tecnologie nuove, tipo la blockchain, tipo la realtà virtuale, tipo il machine learning, tutte tecnologie che cambieranno profondamente la vita di tutti quanti noi, impatteranno pesantemente, speriamo positivamente, nella vita delle aziende, e quindi nasciamo per quello, per affiancare le aziende in questo processo di trasformazione digitale. E allora dopo scopriremo i progetti, anche perché, Alessandro, l'innovazione è realmente sostenibile quando entra nella quotidianità di tutti noi. Sapere che ci sono realtà che ci accompagnano in questa scoperta e nell'applicazione evidentemente rappresenta un vantaggio per il territorio e non solo. Come un vantaggio rappresenta il turismo vissuto a 360 gradi, magari con una bicicletta. E allora il presidente della Rete Best non può che spiegarci questa vocazione che parte da Oristano, abbraccia tutta la Sardegna, 25 imprese partecipanti per... Che cos'è OG Best? Buonasera a tutti, grazie di questa occasione che ci viene data. Credo che la parte più importante di questo incontro sia la possibilità di comunicare a tutti quella che è stata l'idea della Rete Best. Best è un acronimo per Bike Sardinian Experience ed è una scommessa fatta e anche vinta, devo dire, perché mettere insieme 25 aziende per costituire un contratto di rete non era cosa semplice. La Rete Best è la prima rete di bike hotel in Sardegna, ma non solamente bike hotel, perché al suo interno ci sono 17 strutture dell'accoglienza, tutte di piccole dimensioni, quindi non oltre mai i 60-70 posti letto, però qualificata con un livello di offerta di servizi medio-alto. Ma a queste 17 aziende dell'accoglienza sono state affiancate 3 cantine, una cantina per Alghero, per il Torbatoio di Alghero, una cantina di Tresnurages per quanto riguarda la Malvasia di Bose e una cantina di Oristano per quanto riguarda la vernaccia. Perché le 3 cantine? Perché Trevini Doc di nicchia? Semplicemente perché il fenomeno del cicloturismo muove soprattutto dall'estero delle persone di livello assolutamente medio-alto, fortemente coscienti di andare a scoprire un territorio, ma non solamente il territorio come inteso fisicamente, ma anche come esperienza di contatto con le persone, esperienza di contatto con l'enogastronomia particolare. Completano il quadro delle 25 aziende, le aziende naturalmente dei servizi collaterali, quindi il trasporto delle persone, il trasporto delle bagaglie e il tour operator. Dicevo che è una scommessa vinta, perché portare 25 aziende che vanno da nord, da partenza da Castelsardo, poi toccano Sassari, toccano Porto Torres, toccano Alghero, toccano Bosa, toccano Tresnurages, toccano Macomer, Ula Tirso, Cabras, Oristano, Macomer, Guspini, e quindi tutto il nord-occidente della Sardegna. Non è stato assolutamente semplice, abbiamo vinto questa scommessa, oggi cominciamo ad affacciarci sul mondo del lavoro, poi nei prossimi interventi vi darò qualche chiarimento su quello che è l'offerta che Rete Best sta mettendo in campo per
gli appassionati del cicloturismo, ma non solamente, per gli appassionati di una vacanza sostenibile e all'aria aperta. Grazie Guglielmo, anche perché se di aria aperta parliamo e quindi di qualità della vita, come l'abbiamo voluta declinare con team di lavoro, per identificare qualcosa di più, che non è solo turismo, è proposta territoriale, è un'idea di sviluppo che parte da Oristano, l'abbiamo visto, ma che in realtà abbraccia tutta la Sardegna. Un po' come abbraccia tutta la Sardegna l'idea di un'economia che si basa sulla circolarità, sulla sostenibilità, sull'innovazione, perché con la Presidente della Cooperativa Allevatrici Sarde, Pieranna Calderaio, noi abbiamo identificato una innovazione che nasce proprio dal principio di base. Commercio lo rendiamo sostenibile, è sostenibile perché si avvicina a tutti, anche a chi magari vivendo in un piccolo centro non potrebbe disporre della possibilità di avere un piccolo centro commerciale di continuità, un piccolo punto dove trovare e soddisfare i suoi desideri. Pieranna Calderaio. Allora, buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui oggi insieme a tutti voi. Io sono la Presidente della Cooperativa Allevatrici Sarde. Per chi non ci conosce, noi gestiamo 27 punti vendita, prevalentemente nella provincia di Oristano. Noi siamo una cooperativa che nasce 60 anni fa, da un gruppo di donne, 28 donne per l'esattezza, e il nostro nome nasce proprio dal fatto che queste signore avevano pensato, attraverso un progetto ECE, un progetto Programma Sardegna, di realizzare un incubatorio per la schiusa delle galline, quindi il nostro nome è rimasto immutato nel tempo. Chiaramente l'incubatorio non l'abbiamo più e in questi 60 anni più volte la nostra azienda ha cambiato pelle e ha cambiato dimensione. Oggi la Cooperativa Allevatrici Sarde, faccio un piccolo riferimento, nel 77 la nostra cooperativa ha realizzato, è stata il precursore probabilmente dell'agriturismo in Sardegna. Ha portato l'agriturismo in Sardegna, non quello che conosciamo oggi, un turismo rurale semplice, dove l'unica cosa che veniva richiesto alle socie era avere 2 camere e un bagno da mettere a disposizione agli ospiti che vivevano in famiglia sostanzialmente. Era un turismo particolare, oggi chiaramente difficilmente rintracciabile. Detto questo, la cooperativa ha sempre svolto sul territorio una funzione importantissima. Noi siamo nei piccoli centri, nei piccolissimi centri, dove veramente siamo a presidio dell'economia economica e sociale del paese. Questo chiaramente riusciamo a portarlo avanti attraverso la mutualità che ci nasce dal fatto che siamo una cooperativa e quindi non abbiamo chiaramente il conto economico lo guardiamo e come, però la mutualità ci permette di dare supporto e sostegno anche a tutte le socie, anche dei paesini piccolissimi. Dopo infatti vi parlerò di un progetto che stiamo portando avanti, progetto sociale che diciamo che è un po' un venire incontro a delle necessità che non ha niente da che fare con il mero consumismo, insomma, con la mera... E dopo lo approfondiremo, Pieranna, anche Perfetto. perché l'elemento importante è ogni tanto anche nel dibattito con i nostri studenti all'università qualcuno si chiede ma il terzo settore, tutto ciò che crea socialità, è un settore economico? E la risposta supportata da diversi studi è proprio questa, sì, certo. È un settore economico, la differenza è che poi decidiamo di destinare il valore creato ad altre persone e non lo portiamo, non lo manteniamo in azienda. Questa è un po' la prerogativa di tanti e allora quello che diciamo sempre agli studenti è che prepararsi al terzo settore è una sfida ancora più grande perché vi dovete confrontare non soltanto col mercato ma anche con le persone che in quel mercato hanno delle difficoltà certo. o come abbiamo detto prima uno svantaggio. E allora passiamo da questa visione Perfetto. di innovazione circolare ad una visione di innovazione che impatta sulla green economy. Energie rinnovabili.
Io sono particolarmente contento di avere qua Federico Meloni, abbiamo interagito molto in questi giorni e sono contento perché mi rendo conto della complessità di alcune imprese che, come tante qua presenti, poi sviluppano sul territorio una traiettoria importante che non sempre poi viene portata ad evidenza per tanti motivi. Essere qua con noi significa poter raccontare Technoproject, poter raccontare i progetti importanti e soprattutto nel campo dell'idrogeno e della trasformazione delle energie. Federico. Intanto grazie a tutti. Noi siamo una società di ingegneria, la Technoproject. Dal 2007 si occupa di metano liquido, di idrogeno e di idrometano. Io insieme a altre 3 persone abbiamo inventato, quindi in termini scientifici e scienziati, il convertitore che oggi è stato ceduto ad un gruppo indiano, la Mail Group, si occupa a livello mondiale di trasformare il metano in idrogeno. Quindi è un qualcosa che abbiamo ottenuto in Sardegna, anche se poi la Technoproject opera con i progetti dal 2007 in tutta Italia, e faremo il prototipo qui in Sardegna e sarà un qualcosa di innovativo soprattutto per quanto riguarda i trasporti, perché ormai i trasporti, la politica dei trasporti che si sta facendo oggi è quella commerciale, quella dell'elettrico e quant'altro, però noi che ci siamo da 15 anni sopra i trasporti e quindi trasformazioni, abbiamo visto che l'idrogeno è l'unico vettore energetico che può sostituire realmente i carburanti tradizionali. E allora tra poco, Federico, approfondiremo questo tema lanciando il nostro cuore verso questi progetti nuovi e riprendiamo il giro, perché una cosa che mi ha colpito, e parliamo di Igneditas, ho chiesto ai miei studenti da poco quale fosse il brand rappresentativo della Sardegna che rimaneva in mente. Ognuno di loro, abbiamo fatto un test su 200 studenti e ognuno di loro abbiamo chiesto di fare uno sforzo, gli abbiamo chiesto, ma in modo fisico, chiudete gli occhi, immaginatevi quali sono i rimandi ad un brand che vi è rimasto in mente negli ultimi 2 mesi. Allora, tutti quanti hanno lavorato, inizialmente siamo partiti dal il più importante a livello internazionale, e lì abbiamo delle classifiche che più o meno vengono rispettate, poi abbiamo scalato, siamo arrivati a quello nazionale e a quello regionale. Su quello regionale un numero significativo ha riportato Igneditas come brand e questo obiettivamente vi do atto che la campagna di comunicazione è stata importante, ma perché è importante anche il senso che viene trasmesso. Quanto questa campagna vi potrà servire per lanciare il cuore nel futuro e quali sono i progetti Igneditas per l'immediato futuro? Magari se ci racconta anche qualcosa di inedito, strizzando l'occhio ai prossimi 5 anni, qua secondo me ci sono tanti molto, molto curiosi. Allora sì, come ho già accennato prima, in effetti il brand ormai ha preso proprio il sopravvento, ha inglobato tutto quanto. La campagna pubblicitaria noi abbiamo sempre investito tanto. Anni fa, quando ha iniziato, insomma, l'azienda ci ha visto lungo, insomma, un segno distintivo molto facilmente identificabile anche a livello visivo, che è diventato comunque sinonimo di garanzia, e quindi questo ci riempie di gioia. La campagna pubblicitaria è iniziato prima a livello locale, poi ha preso tutti i nuovi social. L'anno scorso siamo stati molto incisivi direttamente sulle reti RAI, e quindi insomma siamo notevolmente soddisfatti di quelli che sono comunque sia i risultati che tutto questo ci sta dando. Non ci fermeremo sicuramente sul marchio e sull'impatto verso il mercato, porteremo avanti sicuramente dei messaggi in questo senso. Adesso per il periodo estivo c'è qualche cosa lo stesso in piedi. Ci svela qualcosa? Ci vuole dare qualche anteprima? Per il momento no, perché sennò l'agenzia di comunicazione mi taglia le gambe. Ecco, ma nel DNA di Igneditas, bene, è un brand che si identifica con un prodotto riconoscibile, immediato, ma il vostro piano strategico, il vostro piano industriale, che cosa prevede? Allora, il nostro piano industriale è sicuramente mirato su un qualcosa che quando abbiamo iniziato non si parlava di circolarità, era tutto molto pionieristico, direi, e anche forse pensavamo di essere dei grandi sognatori. Il nostro obiettivo è di riportare, noi viviamo con i ritmi della natura, perché i mitili non possono essere alimentati, ci dobbiamo affidare a tutto quello che ci offre la natura in maniera naturale, e quindi vogliamo riportare alla
natura tutto quello che poi viene scartato. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo già a livello molto, molto artigianale, quando abbiamo iniziato, portato avanti quello che è il recupero di tutto quelli che sono i gusci, parliamo di carbonato di calcio puro, e quello lo vogliamo riutilizzare in altri ambiti e chiudere quello che è il cerchio dell'economia produttiva che ci È un progetto rappresenta. sfidante, va incontro all'ambiente, ma va incontro anche ad una precisa traiettoria economica. Assolutamente sì, perché significa anche un notevole risparmio nell'ambito di tutti quelli che sono rifiuti, smaltimento, costi per gli smaltimenti, e riportare al mare, ad altre comunque sia operazioni, perché ci sono dei progetti già in atto anche in questo, tutto ciò che la natura e il mare ci ha dato. È un progetto ambizioso, ripeto, ci stiamo lavorando e noi abbiamo comunque la convinzione di essere nel giusto. Stanno arrivando i risultati, quindi ciò che noi pensavamo adesso invece viene abbracciato da altre figure. Speriamo di realizzarlo molto a Quanta breve. curiosità c'è intorno al brand Nieditas? Perché per noi magari è un brand vicino, è di casa, ma non tutti, perché quell'indagine io l'ho fatta in particolare nei nostri corsi di laurea di Olbia, dove Nieditas sì, è riconducibile alla Sardegna, ma il posizionamento non era molto chiaro. C'è molta curiosità perché, come ho detto prima, alla fine io ho fatto una premessa, ma è la realtà dei fatti. Quando ho iniziato la cooperativa più di 50 anni fa, comunque erano pochi pescatori, nel frattempo è diventato un mondo che racchiude tante cose, tanti progetti, tanta dinamicità anche nel realizzarli, tanta passione, come stava dicendo anche la dottoressa, che è una cosa che ci caratterizza, tanta resilienza dimostrata nel periodo del Covid, perché comunque sia tutto uno poteva pensare meno che comprarsi le cozze. Noi abbiamo portato avanti anche lì comunque dei progetti che ci hanno dato un responso anche nei confronti di quello che è il mercato. Ci riempie di soddisfazione tutto questo. Quindi C'è una tanta grande curiosità. scommessa per il futuro che Sì, parte da sì. questa visione circolare. E andiamo su un'altra cooperativa, perché poi in quell'indagine che abbiamo fatto, uno degli altri brand che emergeva con diverse sfumature, l'isola delle mucche felici per arrivare ad Arborea, quello è il latte in cui io mi identifico, e quindi anche gli studenti ci hanno restituito un altro brand tanto caro a questo territorio. Dottoressa, lei prima ha parlato di valori. Quanto i vostri valori vi accompagneranno in questo piano industriale e dove arriveremo con questo piano industriale? Allora, i valori sono le nostre radici e sono anche il nostro faro, nel senso che in ogni percorso è necessario scegliere la propria identità ed essere coerenti in maniera ferma con quella identità per essere credibili. Il consumatore lo percepisce da anni. Noi siamo un brand che è sinonimo di fiducia, ma non perché viene venduta la fiducia, perché viene col sacrificio generata alla stalla. E nel bere un sorso del nostro latte, questo viene percepito in termini di qualità e in termini proprio di identità col territorio. Quindi i valori sono il nostro faro. E quali sono questi valori? Fondamentalmente il rispetto del valore appunto dei nostri conferitori, il valore dell'alta qualità, il valore di una promessa mantenuta e il valore di un dinamismo che si adatta all'evoluzione anche che riscontriamo negli stili di vita, nel modo in cui il nostro consumatore naturalmente vuole essere soddisfatto, quindi anche in questo dinamismo. Questi valori perché sono il nostro faro? Perché da 60 anni durano, quindi funzionano. Quindi è ciò che le persone di fatto cercano, i nostri consumatori. E sono un patto di lealtà, sono un patto che abbiamo fatto col consumatore e quindi a questo patto noi non vogliamo venir meno. Quali sono i punti fondamentali della nostra strategia? Crescita. Allora, al centro c'è la nostra missione cooperativa. L'obiettivo primario è la remunerazione del latte al socio, che è il fondamento della nostra identità. Cioè non possiamo pensare che
possiamo essere slegati da questa prima responsabilità. Allora ogni nostro sforzo deve essere teso a fare in modo che quel sacrificio quotidiano venga ripagato adeguatamente. Ma non è una questione del contingente, è una questione proprio che riguarda le diverse generazioni, perché se i nostri conferitori trovano una soddisfazione, le nuove generazioni sono stimolate a credere in quel progetto. Quindi il nostro piano industriale pone al centro il socio, innanzitutto la remunerazione litrolatte. Lì è il fondamento e la persistenza della nostra cooperativa. E la crescita. Siamo ambiziosi, vogliamo attuare un importante piano di crescita che permetta di testimoniare a livello nazionale il fatto che la cooperazione è vincente. La cooperazione è un plus. Con la cooperazione si possono raggiungere degli obiettivi di valore, nel rispetto del territorio, contribuendo allo sviluppo del territorio. E l'altro elemento strategico è la sostenibilità. Non possiamo pensare che il concetto di crescita di un'azienda sia circoscritto al breve termine. Sarebbe una visione miope. Quindi i nostri piani industriali sono a 5 anni, ma in realtà ciò che ci sta guidando è la persistenza nel tempo della nostra azienda. Sostenibilità cosa significa? Significa avere un profondo rispetto dei nostri allevatori, e questa è la sostenibilità economica, cioè le aziende devono potersi reggere economicamente e raggiungere dei risultati economici soddisfacenti, sfidanti. Ma significa anche dare delle risposte al nostro interno, ai nostri dipendenti, al nostro contesto circostante, che si aspetta da un'azienda anche delle risposte in termini di condizioni attraverso le quali il lavoro viene svolto. Quindi attenzione ai dipendenti, potenziamento della conoscenza, creazione di condizioni che attraggano risorse. Oggi non si cerca soltanto un lavoro per essere appunto nel tema. Oggi le persone cercano un contesto nel quale poter esprimere se stesse a 360 gradi, in una condizione in cui esiste un equilibrio tra vita professionale e vita personale. E l'ultimo è la sostenibilità ambientale. Io qua sono venuta con un nostro prezioso collaboratore, che è l'ingegner Sebastiano Curreli, che da anni sta perseguendo importanti progetti, sta curando importanti progetti proprio sul campo ambientale. L'ultimo, ma magari se ci sarà l'occasione ce ne parlerà lui direttamente, che è quello proprio del biometano, e quindi l'attenzione all'ambiente, perché in quel prodotto dobbiamo veicolare appunto dei valori. Ed è un messaggio molto bello, anche perché restituisce alla platea e alle persone che ci ascoltano da casa. Abbiamo un palcoscenico importante, la scorsa volta avevamo più di 900 persone collegate, ma i numeri sono questi. E allora il messaggio che arriva è di ricordare a tutti che anche quello dell'allevatore, vivere l'agroalimentare da protagonisti, è un lavoro, ed è un lavoro che nell'ambito delle dinamiche aziendali può restituire grandissime soddisfazioni, non solo in tema economico, ma anche dal punto di vista dei valori. E questo credo che sia, tra i messaggi che ci ha dato, uno di quelli più belli, perché è forse riappropriarsi di un settore economico, l'abbiamo visto anche dai numeri, è un settore che non si esprime completamente, ma forse perché tanti ancora non lo hanno inquadrato come possibilità di creare la propria azienda, di conferire, di rapportarsi con realtà molto strutturate come la vostra. Forse anche questo, codificando questo messaggio, e grazie a lei, facciamo arrivare uno stimolo importante a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che magari qua al Job Day avevano pensato anche a creare un'impresa, ma magari non ancora per l'agroalimentare. Per cui da questo messaggio prezioso passiamo ad un altro messaggio. Alessandro, tu prima hai fatto una dichiarazione importante con la tua società. Sono al servizio delle imprese per comprendere temi strategici, a volte complessi e a volte talmente banali da non essere considerati per la creazione di valore. Parlo di intelligenza artificiale, complesso ma non lontano dalla realtà, anzi una realtà molto immediata. Stamattina Meta è uscita con le prime comunicazioni sul metaverso dicendo: siamo reali, vi portiamo nel metaverso per fare cose reali. E allora forse provare a spiegare con i vostri servizi che cos'è il metaverso e come tutti ne possono beneficiare, magari nelle vostre corde. Bello, mi piace, grazie per la domanda e l'opportunità, perché effettivamente da più o meno un anno e mezzo si sente parlare di metaverso, perché da quando Facebook ha cambiato nome in Meta
c'è stata la dichiarazione appunto che cambiava in Meta per puntare al metaverso, da lì si è iniziato a parlare di questa nuova frontiera tecnologica, ma ancora pochi sanno effettivamente che cos'è oggi e che cosa possa rappresentare in futuro. Il metaverso è semplicemente un ambiente immersivo nel quale avremo la possibilità di collegarci tra persone a distanza, collegare ovviamente persone, aziende, pubblica amministrazione e vivere un'esperienza immersiva che è molto migliore rispetto a quella che banalmente possiamo fare attraverso uno smartphone o con una Meet. Ecco, ma nel vostro piano industriale eccetera. Quanto spazio c'è per il metaverso? Per il metaverso diciamo che c'è molto spazio. C'è molto spazio, questo è un rischio perché ovviamente siamo in una fase primordiale. Diciamo che tendenzialmente il 30% dei nostri progetti riguardano il metaverso. Non tutti sono in questo momento profittevoli, ma così come quando nel lontano 1998 andavamo a raccontare del web come una grandissima opportunità per le aziende e c'era gente che ci guardava basita e ci diceva ma che cos'è? Cioè nel 98 Fiat non aveva un sito web, nel 98 il sito di Enel era un home page dove dentro fondamentalmente c'era scritto la storia dell'azienda. Sappiamo che cosa è successo da lì in poi, il metaverso oggi è un qualcosa praticamente di inesplorato da parte di tutti. Quello che stiamo facendo è andare nelle scuole con i nostri visori a portare alle scuole, far vedere che cosa si può fare effettivamente con il metaverso. E devo dire che i ragazzi ci restituiscono delle sensazioni che ovviamente sono sempre molto molto positive anche in termini di applicabilità, perché se andiamo a vedere la maggior parte delle innovazioni, delle scoperte nel settore digitale le hanno fatte ragazzi che non arrivavano ai 20 anni. Pensiamo a Microsoft, pensiamo a Apple, pensiamo a Facebook. La maggior parte dei player oggi che operano nel settore sono stati frutto di invenzione di ragazzi che non arrivavano ai 20 anni. Quindi immaginare che un ragazzo, tra virgolette, di 45 anni oggi possa immaginare qualcosa di estremamente nuovo, impattante, è molto complicato perché siamo abituati, abbiamo una esperienza che purtroppo non ci fa uscire da quello che è il nostro seminato. No? Alessandro, svelaci un segreto. Vai. Tu insisti su Oristano, visto che avete Oristano nel cuore e da qui rilanciate molti progetti. Sì. Come fai a coinvolgere un territorio che ha grandi potenzialità, lo stiamo vedendo, in un processo di innovazione profonda? Perché poi l'innovazione deve correre nel sangue di tutti, diversamente non darà i risultati. Certo. Quale spazio c'è nel vostro progetto per condividere? Facendo quello che abbiamo veramente sempre fatto, la condivisione. Forse quello che ci ha contraddistinto in questi 25 anni è stata un'opera di divulgazione, di informazione, di condivisione, spesso in momenti di confronto estremamente gratuiti. Per anni noi abbiamo fatto quello che noi chiamavamo il restart, che erano dei momenti di condivisione insomma, al tempo di internet, il web, i social, eccetera, eccetera, momenti totalmente gratuiti per le aziende e gli interlocutori. Stiamo continuando a fare queste cose, perché siamo convinti che con questa opera di sensibilizzazione e di diffusione ci sia la possibilità di poi far cogliere l'opportunità a quelle che sono le persone che devono effettivamente coglierla. Grazie Alessandro. Ma in tutto questo, Guglielmo, noi sappiamo che Best ci può regalare una visione slow, come si dice, lenta della Sardegna, perché andare in bicicletta, ancorché si possa correre, significa ripercorrerla in un modo rilassante. E forse questo ci viene richiesto dal mercato. La prima volta che parlammo della
quella che sarebbe stata la rete BEST, o meglio, dell'inizio dei passi a rete BEST diversi anni fa, si pensava a un territorio da percorrere in bicicletta. Strada ne è stata fatta, qualche pista ciclabile in più ce l'abbiamo, ma la Sardegna ci può regalare grandi emozioni. Vi racconto una storia. Vi parlo di Mr. Smith, che in questo momento nel Regno Unito sta sfogliando delle riviste ed è stato colpito dalla possibilità di non andare a fare la sua solita vacanza in bicicletta alle Baleari, ma di conoscere un nuovo territorio, quindi la Sardegna. Naturalmente va sul web, cerca, curiosa, e cade sul sito della rete BEST. Si incuriosisce ancora di più e cerca di capire. Scopre che la rete BEST gli offre 600 km di percorsi tabellati e quindi con tracce GPS nel nord-ovest della Sardegna. Scopre che questi percorsi possono essere fatti sia con la mountain bike, sia anche con una road bike, oppure anche con le nuove biciclette che stanno andando per la maggiore, che sono le gravel, sul terreno strade bianche, per capirci. Sempre più incuriosito, decide di registrarsi. Si registra sul sito, scarica l'app e gli viene richiesto di profilarsi. Quindi lui dice: sono Mr. Smith, mi piacerebbe fare 30 km al giorno, voglio utilizzare una road bike e sono molto interessato perché durante la mia vacanza in bicicletta posso avere delle esperienze di artigianato. Gli vengono mandati dei percorsi, arriva in piena autonomia in Sardegna con la sua app e gli viene assegnato ad esempio il percorso del centro Sardegna che tocca Bosa, Tresnuragues, Santulussurgiu, Cabras, Macomer. Bene, ogni volta che lui, appoggiandosi naturalmente sulle strutture ricettive che sono in questi punti e che fanno parte della rete, ogni volta che questo Mr. Smith lungo la strada si trova in prossimità di una signora che fa i cestini di Asfodelo a Flussio, un produttore di coltelli a Santo Lussurgiu, qualunque altra persona qui nella zona di Oristano che fa ad esempio ceramica, solo per questo settore sul suo palmare arrivano delle notifiche. Questo è il nostro access point, ossia tutto il sistema di comunicazione dei percorsi è integrato con una serie di network point o access point che sono caratterizzati da delle tematiche specifiche. Per cui se uno è appassionato di vini riceverà solo ed esclusivamente la comunicazione delle cantine che si trovano lungo il suo percorso. Se è interessato di artigianato, come vi dicevo, avrà questa comunicazione e quindi lui non riceverà in modo indistinto e anche esagerato tutta una serie di comunicazioni casuali. Arrivano solo le comunicazioni per le quali lui ha dichiarato il suo interesse. Come capite, questo è un modo per conoscere e approfondire un territorio. Per conoscere e approfondire un territorio e anche i suoi abitanti, perché all'interno di queste comunicazioni ogni access point legato a un tematismo poi porta con sé delle informazioni che sono legate alla realtà all'interno della quale si trova questo tematismo. Questa è la storia di una Mr. realtà molto attuale, una digitalizzazione, un futuro che è già arrivato, ma nel tuo obiettivo, il tuo personale piano strategico, ti riconosco l'essere un sognatore coi piedi per terra, quali sono i numeri che ti immagini per la rete BEST da qua a qualche anno? Allora, credo che sia universalmente conosciuto che la destinazione maggiore per quanto riguarda il cicloturismo in Europa sono le isole Baleari. Due schizzi di rocce messe dentro il Mediterraneo fanno una quantità di numeri esagerati là dove tra l'altro il cicloturismo gira come i criceti nella ruota, perché se il territorio è uno schizzo sei sempre lì a girare, non è che fai grandi cose.
La Sardegna è stato calcolato che ci vogliono almeno 5 periodi, 5 settimane per poterla percorrere in bicicletta completamente e poterla cominciare a conoscere. La Sardegna paga un prezzo strutturale che è quello dei trasporti, che è inutile che qui ne parliamo perché è universalmente conosciuto, ma la Sardegna, e dico anche la Sardegna unita con la Corsica, oggi nel panorama della prospettiva internazionale dei movimenti turistici nel settore del turismo all'aria aperta possono giocare un ruolo nel futuro estremamente importante. Il 23, il 24 e il 25 prossimi ad Alghero c'è la BITAS, che è la Borsa Internazionale del Turismo all'aria aperta. Best, tra l'altro, è fra gli organizzatori. È stata una scelta voluta proprio da noi quella di stare ad Alghero. E ci saranno tutti i tour operator nazionali e internazionali, ma anche di oltreoceano, e sono veramente tantissimi, sono 149 in questo momento, che hanno chiesto di essere accreditati per poter incontrare l'offerta dei seller dell'isola di Sardegna, e questo nei vari settori del turismo all'aria aperta, laddove il cicloturismo farà la parte del leone. Ma possiamo sognare un bike experience point in ognuno degli hotel e dei B&B della Sardegna, in modo da regalare una serie di opportunità? Non solo lo possiamo sperare, è un obbligo, perché non si prendono 17 aziende dell'accoglienza a caso perché offrano una prima colazione da dormire e via dicendo, ma questi alberghi si impegnano a dare un livello di qualità, si impegnano ad avere un punto di lavaggio e asciugatura della biancheria tecnica, si impegnano ad essere in grado durante il pomeriggio al rientro delle loro escursioni a poter offrire una pasta asciutta a chi fa cicloturismo in modo abbastanza sostenuto, che deve reintegrare i carboidrati, ed è un punto non solamente di informazione e di consegna della bicicletta, ma è un punto di informazione sul territorio. Ma lì non ci siamo fermati, perché se vogliamo guardare adesso stiamo proprio lavorando. Come vi dicevo, fanno parte di noi tre cantine. Uno degli itinerari nostri è un tour dei bianchi, per cui ci sarà coinvolto il Torbato, la Malvasia e la Vernaccia, ma stiamo costruendo, e questa è una novità assoluta, il tour dei giganti, che è legato ai giganti di Monteprama. Lo stiamo facendo in collaborazione con la Fondazione Monteprama, e sarà anche questo un modo per comunicare da una parte quella che è l'evento nell'ambito archeologico più grosso degli ultimi anni, con la possibilità di conoscere il territorio e approfondirlo con dei tematismi assolutamente nuovi rispetto a quello che può succedere da altre parti. Grazie Guglielmo, sfidante, e da una sfida ad un'altra, perché l'abbiamo visto nei numeri. Prima l'Osservatorio del Mercato del Lavoro ci ha regalato una fotografia di questo territorio, ma che vale un po' per tutta la Sardegna. Tanti comuni, piccoli centri, spopolamento in corso, difficoltà di attrazione. Sembra da un lato che siamo destinati, i miei colleghi demografi che ogni tanto mi dicono guarda che questa è la cartina, guarda tutti questi comuni, guardala adesso, fra 10 anni ne vedrai molti meno. In realtà noi sappiamo che il piccolo comune è oggetto in generale, anche per molti tour operator nazionali, di una valorizzazione che va nell'ottica di piccolo e bello se ricrei un ambiente utile per una vita quotidiana serena, e voi in questo avete un grande ruolo. Cosa c'è nel vostro piano di sviluppo? Nel nostro piano industriale, che non è fino al 2050 come quello di Elon Musk, ma si limita ai 3 anni, diciamo, solitamente si fa un piano industriale per 3 anni. Il nostro piano industriale già dal 2016 si sta orientando verso la valorizzazione del territorio. Per valorizzazione del territorio si intende valorizzare i punti vendita che al momento sono presenti, che già facevano parte della nostra rete, del nostro circuito, ma valorizzare anche i piccoli punti vendita di vicinato, che al momento non riescono più a stare sul mercato, perché chiaramente da soli è molto bello, però è difficile oggi fare concorrenza alla grande distribuzione, ai costi sempre in aumento, e quindi con la nostra formula sostanzialmente dell'affitto d'azienda
Stiamo valorizzando e rilevando nei piccoli centri i negozi di vicinato e quindi dandole nuova linfa vitale con i nostri prodotti, con la formula della cooperazione, quindi della cooperativa. Stiamo cercando di portare avanti, quindi creando il valore lavorativo, perché comunque il proprietario del negozio viene assunto solitamente, oppure comunque si crea occupazione all'interno del piccolo centro, del piccolo paese. Ci sta dando grandi soddisfazioni, perché comunque una volta che questi piccoli negozi vengono inseriti all'interno del nostro circuito, con la nostra distribuzione dei nostri prodotti a marchio chiaramente, riescono a essere un presidio socio-economico per tutta la comunità, e anche il paese chiaramente ha una miglioria, si migliora comunque. Diventa un centro di attrazione. Assolutamente sì, perché la desertificazione commerciale vuol dire anche desertificazione, cioè la gente si deve spostare. Prova ne sia, nel periodo della pandemia è stato terribile, i paesi chiusi, quindi c'era stata geograficamente chiusi tutti nei paesi dove non si era presenti, dove non c'era un punto vendita, veramente era un problema. Per cui io penso che in quel periodo si sia maggiormente valorizzata questa funzione. Oggi noi stiamo portando avanti un progetto ambizioso, per un modo di dire, nel senso più che ambizioso, sociale, con un piccolissimo centro che prima ho visto nella cartina segnato in verde. Stiamo portando avanti un progetto che è stato un po' il mio sfizio, diciamo, nel senso che ho visto l'opportunità di dare un valore alla nostra cooperativa, anche per il discorso che facevamo prima sul sociale. L'amministrazione comunale di Sagama ci ha chiesto se loro avevano la necessità di avere un piccolo punto vendita. Chiaramente è un paese che viene inserito tra i comuni marginali della Sardegna, e quindi hanno meno di 200 persone, insomma magari la dottoressa Schirru lo sa meglio di me, però avevano meno di 200 persone. Chiaramente un conto economico che non sta in piedi, cioè come lo giri è un conto economico che nessun imprenditore avrebbe potuto mantenere in piedi. Quindi noi abbiamo messo in pista tutte quelle che sono le nostre competenze e i nostri prodotti, e partecipando a un bando comunale, il mese prossimo, penso a fine mese, inaugureremo il piccolo negozio a Sagama. È un negozio che chiaramente sarà un negozio di vicinato, chiaramente piccolo, dove il comune ci mette a disposizione un'area che era comunque anche il recupero di un locale comunale che era in disuso, la vecchia scuola elementare, quindi c'è tutto un recupero di energie. Inseriremo un dipendente, diciamo, sicuramente sarà una signora, però un dipendente locale, e quindi creeremo anche un posto di lavoro in un piccolo paese così, e noi ci auguriamo che per la comunità sia una grande conquista, anche perché è una comunità di persone anziane, per la maggior parte, che non hanno oggi nessun tipo di economia. E qui sento che mi dicono è straordinario, perché è vero, la sua semplicità, questo progetto è realmente straordinario.
vedere che tutti quei paesini possano avere una prospettiva, perché di questo stiamo parlando, di una prospettiva e di sostenibilità vera, significa restituire a tutta la Sardegna un altro tipo di sviluppo. E allora lo stesso sviluppo, forse ce l'abbiamo con l'idrogeno. Se devo pensare, da bambini si diceva, pensa al futuro, pensa alla macchinina, la macchinina andrà a idrogeno. È un futuro che, Federico, ci hai fatto intravedere, ma in questo piano industriale, l'hai delineato, l'hai appena tracciato, per quello che ci puoi dire, dove state andando e dove arriverà la Sardegna grazie a voi? Allora, intanto diciamo che noi partiamo dal GNL, quindi qui c'è anche la cooperativa 3A, per la quale avevamo studiato anche una stazione a biometano, stazione di servizio. Ecco, il biometano praticamente è la soluzione per il territorio, è su questo che noi dobbiamo focalizzarci come Tecnoproject qui per Oristano. Il GNL consente praticamente di essere indipendenti anche dal tubo, i cosiddetti tubi dei metanodotti che anche noi progettiamo, e soprattutto il GNL consente di creare il vettore energetico che oggi viene chiamato il vettore del futuro, quindi l'idrogeno. Attraverso il convertitore noi stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando sul prototipo e ci stiamo occupando ormai da 10 anni sulla parte automotive, quindi ribaltare tutto quello che conosciamo sul settore dei trasporti, dei truck e quant'altro, che già da anni lo abbiamo fatto. Ma la Sardegna può essere un hub di riferimento per questa nuova tecnologia, perché di tecnologia di soluzione nuova si tratta? Sì, può essere un hub di riferimento, l'importante è che anche le aziende credano fortemente in questa rivoluzione energetica, perché se è un hub di riferimento significa che anche l'energia in Sardegna viene prodotta non più del carbone, ma viene prodotta praticamente dall'idrogeno. E noi sappiamo che il tema è molto caldo, che si toccano sensibilità diverse, però sognare ad occhi aperti non ci costa niente e pensare ad un territorio sostenibile con la collaborazione di tante imprese evidentemente è un vantaggio per tutti. Chiedo a tutti, adesso stiamo andando verso la conclusione, so che è impegnativo perché poi è un'ora di dibattito, tante storie, però è sempre arricchente. Con Mike abbiamo condiviso questa idea, chiedere a tutti di partecipare, portare le informazioni, magari quelle che non condividiamo tutti i giorni, per restituire a chi ci sta ascoltando quella prospettiva e quel sogno che non guasta mai. E allora, se dobbiamo arrivare ad un punto di svolta, il sogno va anche costruito nella quotidianità e dobbiamo pensare anche alle nuove professioni. Siamo al Job Day, pensare alle professioni del futuro e pensarle in relazione ai vostri singoli progetti, quindi a quel piano industriale. Ce lo siamo detti, i valori. Se non abbiamo le risorse umane adeguate rischiamo di mantenere il progetto nel cassetto. Mi ha colpito da poco un mio studente di rientro da un periodo fatto all'estero, è rientrato e mi ha detto: prof, mi laureo non più fra 6 mesi ma fra un anno. Io generalmente accolgo queste richieste con molta curiosità. Ho detto: qual è l'idea che vuoi sviluppare? Mi ha detto: sai che sono stato in giro per il mondo, mi sono reso conto di una cosa stranissima. In Sardegna abbiamo tanto, ma poi quando dobbiamo gestire l'opportunità a volte siamo un po' lenti. Chiacchieravo, sono stato in UK, sono stato in Australia, chiacchieravo con tutti e lo facevo in base al clima. Giornata brutta, e Londra ci regala delle giornate brutte in continuazione, e chiedevo: dove vorresti essere tu adesso? Qualcuno mi ha detto: l'assuefatto dalla quotidianità, e ci diceva: ma sì, posso stare soltanto qua. Qualcun altro sognava ad occhi aperti e mi diceva: sai oggi che se ci fosse un posto con 10 gradi in più, la possibilità di stare sul mare, io ci andrei. E allora io guardavo le previsioni del tempo in Sardegna. Io stesso, mi dicevo allo studente, sognavo di essere lì, c'erano 15 gradi in più, eravamo a dicembre e sognavo di poter stare sul mare. Quando è rientrato mi ha detto: voglio creare una startup il cui obiettivo è quello di sviluppare prodotto turistico in funzione del clima e condividerlo con tutto il mondo. Come ci diceva prima Guglielmo, noi cerchiamo di creare delle opportunità sulla base di ciò che abbiamo. Il clima è sottovalutato. Io gli ho detto: datti una definizione, qual è il tuo lavoro per il futuro? Ci ho pensato un po' e mi ha detto: io sarò un manager del clima. Gli ho detto: ma così rischi di essere preso per qualcuno che si occupa di sostenibilità. Mi ha detto: perché il turismo non è sostenibilità, è gestire il turismo in base al clima, cioè portare qua le persone che vogliono vivere quella giornata per
l'offerta che abbiamo, che è l'offerta più naturale, non è sostenibile. E allora con questa battuta noi abbiamo disegnato una figura manageriale per il futuro che parte da un presupposto diverso, non quello che è organizzato e che ti offro, ma quello che non ha bisogno dell'organizzazione di nessuno. Ti dico che tempo c'è, tu vieni per quel tempo e poi sul territorio ci sono persone come Guglielmo che sviluppano un'offerta qualificata. Qual è la figura professionale chiave per rendere i vostri progetti nel cassetto, il vostro piano industriale realmente attuale? Allora, noi quello che sicuramente ci servirà saranno delle figure che possono occuparsi di mettere in piedi il progetto che abbiamo, diciamo, nel cassetto, realizzarlo proprio. Non voglio dire un ingegnere ambientale, ma comunque una figura che è legata all'ambiente per la ricerca comunque di nuovi materiali, dove riadattare il materiale e la materia prima secondaria che verrà creata e uniformarla a quelli che sono poi i nostri processi di azienda. Questo è quello che sicuramente è come passo primario. Oltre al tecnologo alimentare, che ho visto che è tra le nuove figure. Emergeva, è una delle figure esatto, emergenti. perché quando lo cercavamo abbiamo avuto grosse difficoltà qualche anno fa, adesso vedo che stanno uscendo queste figure. Esatto, diciamo che queste sono le essenzialità, che poi alla fin fine un'azienda in movimento e in sviluppo come la nostra ha esigenze a tutti i livelli, perché anche nel momento delle stagionalità abbiamo avuto una carenza di personale in ogni ambito, quindi benvengano tutti quanti. Però Grazie Cristiana. Grazie a voi. Maria Cristina, per voi con questo piano industriale abbiamo capito che gli allevatori sono fondamentali, ma un ruolo chiave in azienda che possa mettere insieme tutte queste anime per produrre valore, quel valore che arriverà da qui a 3, 5, 10 anni. Allora, sicuramente relativamente alla nostra struttura, ma siamo dotati in questo momento di professionalità eccellenti di altissimo valore. Sicuramente in questo percorso di accompagnamento chi si occupa di cooperazione e interpreta bene il sentiment di chi quotidianamente opera nel settore, quindi zootecnico, è fondamentale. Non si tratta soltanto di una figura che accompagna il socio nei problemi operativi quotidiani, ma di una persona che aiuta il socio a pensare in grande, a sognare. Fortunatamente i nostri uffici sono dimensionati, ma se in questo senso e in tutte le aree aziendali noi dobbiamo fare un percorso di potenziamento e di crescita in maniera dinamica, cioè di accompagnamento a un'azienda che ha ambizioni di crescita. Se dovessi dare un consiglio ai ragazzi, sicuramente il primo termine che mi viene in mente è quello relativo alla sostenibilità. Il futuro è dei consumatori attenti a ciò che accade nel modo in cui le aziende fanno impresa. Quindi avere dei manager della sostenibilità è fondamentale. Sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, però in realtà è una figura trasversale. L'altro elemento fondamentale è che noi abbiamo consumatori sempre maggiormente attenti alla qualità di ciò che viene consumato. Quindi la figura del tecnologo alimentare e anche dell'esperto in ricerca e sviluppo, che quindi sappia coordinare progetti di sviluppo del prodotto in termini non solo qualitativi, ma anche in termini di potenziale comunicativo, è fondamentale. E naturalmente il marketing. Però noi siamo un'azienda che vive poco di moti improvvisi, cioè non siamo un'azienda che è impattata dall'aspetto tecnologico come può accadere in altri ambienti. Siamo un'azienda che deve avere professionalità strutturate, competenti, che sono disposte a misurarsi in un mercato dinamico. Penso che un passo fondamentale per avere risorse strategiche sia avere ragazzi su cui investire o professionalità che si sentano centrati rispetto a quel ruolo. C'è un vecchio detto, Confucio se non ricordo male, che dice: scegli il lavoro che ti piace e non dovrai mai lavorare. E qui, in un luogo nel quale si parla di lavoro, introduciamo il concetto del non lavoro, nel senso che lavoro ma sento me stesso realizzato. Come lo impari questo? Come lo scopri?
misurandoti. Quindi l'elemento chiave è dare ai ragazzi e ai giovani la possibilità, nella fase in cui ancora non hanno chiaro per che cosa sono nati, qual è la loro vocazione, dov'è che performano meglio, di misurarsi. Quindi fondamentale il rapporto con l'università, con la quale occorre mettere in campo dei progetti attraverso i quali i ragazzi riescono a misurarsi nelle diverse aree, sentire come il battito del loro cuore nel fare amministrazione piuttosto che finanza, piuttosto che qualità, piuttosto che marketing, piuttosto che produzione, reagisce. E noi non ci sottraiamo e continuiamo a provare. Grazie. Alessandro, qual è la figura chiave? Perché tutto questo fascino alla tecnologia, anche in settori che sono appena sfiorati, ma che poi nel tempo diventeranno technology oriented o qualcosa del genere, qual è la figura chiave che vi consentirà di crescere ancora di più? Ma la problematica reale è che di figure chiave ne servirebbero tante e variegate. Mancano in Italia 100.000 esperti di cyber security, mancano 400.000 programmatori full stack, mancano PM, project manager, mancano Però se la tua azienda dovesse scommettere, una figura chiave per garantirti almeno un pezzetto di quel piano industriale? Una figura chiave, sicuramente servono persone che portino avanti i progetti. Quindi un project manager strutturato. Banalmente un project manager, perché poi il nostro sogno è quello di creare in Sardegna un hub tecnologico che riesca a essere attrattivo per le migliori menti regionali e non solo. E quindi una volta che poi riesci ad attirare, a prescindere, professionalità importanti, ti servono persone che portino avanti i progetti. Grazie Alessandro. Guglielmo, qual è la figura che consentirà a Best di decollare, di crescere ancora di più? Beh, intanto volevo rassicurare tutti che Mr. Smith è tornato tranquillo nel Regno Unito e che ha fatto una bellissima vacanza. Abbiamo due braccia, con una cerchiamo di migliorare da un punto di vista tecnologico le nostre aziende, con l'altra secondo me bisogna fare qualcosa di diverso, di completamente diverso. In inglese si chiama storyteller, in italiano, se non c'è nessuno dell'Accademia della Crusca, traduco con raccontatore. Ma noi credo che abbiamo bisogno di qualcuno che sia capace di comunicare e di raccontare tutto quello che le persone che vengono nei nostri piccoli comuni, nel nostro territorio, rappresenta come una sorta di segreto che qualifica questa realtà. Capita molto spesso, il nostro albergo, tra l'altro non l'ho detto, sono un pessimo comunicatore a questo punto, il nostro albergo si chiama Villa Asfudeli ed è un albergo diffuso, non poteva essere che un albergo diffuso. E da lì tutto nasce? E da lì tutto nasce? Certo, perché fare un albergo diffuso significa non costruire nulla, ma significa recuperare e quindi avere un alto senso della sostenibilità e di tutto questo, ma va bene, questo lo faremo in un'altra riunione. No, dicevo, il nostro albergo è di fronte alla chiesa parrocchiale. Il nostro albergo è stato costruito a seguito di una vicenda che noi raccontiamo, che ha visto il proprietario che aveva costruito nel 1920 questa Villa Liberty, che era il medico condotto del paese, ma che era anche il podestà, che ha costruito questa villa di fronte alla chiesa parrocchiale. Massimo affronto possibile, perché se voi venite nelle nostre realtà, solitamente le chiese si affacciano verso il mare, verso la prospettiva aperta. Questo signore ha chiuso, ha fatto una lotta con il parroco, ha vinto il podestà, nonché medico condotto. Quando noi raccontiamo questa storia, le persone ci guardano e stanno a sentire questa storia. Essendo una chiesa parrocchiale, poi molto spesso, perché poi a Trasdurare ci sono addirittura due volte si festeggia il San Marco, ci sono diverse occasioni, e in queste occasioni c'è un gruppo di persone che fanno parte della confraternita della Santa Croce, che arrivano vestiti in un certo modo, portando determinati simulacri, camminando veloci, e
E la gente rimane colpita perché non sa che cosa stia succedendo e gli racconti che questi signori sono... Condivido, Guglielmo, quest'idea che lo storyteller sia una figura strategica. Assolutamente. Negli Stati Uniti i grandi big dell'high tech, ed è notizia degli scorsi giorni, stanno pensando di creare dei cluster di sognatori. Pagheranno le persone mi hanno copiato per sognare. perché l'ho detta 10 giorni fa. Sono arrivati più avanti di te. Pieranna, qual è la figura che a voi manca e che in prospettiva vi potrebbe servire per dare ancora più slancio? Il vostro è un progetto che è piaciuto a tutti, è ambizioso, Grazie. ha un grande valore sociale, È un progetto ma anche... semplice, Ma non sono è i un progetti progetto... semplici quelli che hanno una prospettiva ancora più performante. Qual è la Chiaramente. figura che vi potrebbe servire per essere ancora più veloci, efficaci, sostenibili? Sicuramente, avendo una rete vendite così importante, perché stiamo parlando di 27 punti vendita che a breve si amplierà, quindi parliamo da sopra da Macomer sino a Marrubio, quindi voglio dire è una rete vendita anche geograficamente importante. Chiaramente la prima figura che mi viene da pensare è un responsabile di rete vendite importante, insomma, che abbia bene in mente il proprio lavoro e sappia portarlo avanti. Una cosa invece anche che io penso sia fondamentale al giorno d'oggi per poter usufruire di tutte quelle che sono le opportunità che anche la Regione mette a disposizione, quindi anche poter usufruire dei bandi regionali, dei vari PNR, insomma, eccetera, potrebbe essere anche una figura che elabori questi piani e possa renderli operativi e quindi possa renderli usufruibili per la nostra azienda. Questa penso che sia una figura che in futuro sarà molto importante per tutte le aziende. E anche molto trasversale. Federica, in una battuta, la figura chiave che renderà questo progetto ambizioso, per cui dalle macchinine si passerà alla realtà? Per noi interessano i tecnici di meccatronica, questi sono i nostri... E anche su questo l'università, come siamo stati richiamati, un'assunzione di responsabilità, ci stiamo lavorando. Maika, restate un attimo con noi, siamo alle conclusioni. È stato un panel entusiasmante. Per la prima volta, devo rilevarlo, facciamo un po' di statistica, abbiamo 3 manager, 3 donne che ci hanno regalato una visione di sviluppo guardando al futuro, lo hanno fatto con la capacità di coinvolgerci e di entusiasmarci. Rendiamo giustizia anche ai nostri 3 uomini che sono qua con noi e che hanno dato continuità a questi progetti. Siamo più che soddisfatti oggi. Intanto mettiamo in linea anche Roberto Doneddu, che dovrebbe essere collegato con noi per uno scambio di battute anche con lui. Roberto, rimani con noi. Maika. Sì, una rappresentazione significativa del sistema produttivo di questo territorio, sono rappresentati i vari settori, ciò che emerge è la grande intraprendenza e capacità di rinnovare, di andare verso il futuro pensando proprio ad una trasformazione dell'azienda in un'ottica di economia circolare. Quindi la parola sostenibilità diciamo che è il fattore comune, il denominatore comune di queste aziende, seppure in ambiti così diversi. Abbiamo la parte della produzione primaria ben rappresentata, ma poi anche la distribuzione, l'innovazione tecnologica e il turismo sostenibile. Quindi stiamo andando tutti nella stessa direzione, perché si fanno ragionamenti di economia circolare, dello sfruttamento di tutte le materie, del rientro, del ritorno alla natura. Quindi credo che abbiamo imboccato una strada giusta dove con grande lungimiranza pensiamo davvero anche ad un sistema totalmente autosufficiente, dove possiamo diventare anche leader in fatto di produzione energetica, potendo in qualche modo anche trasmettere oltre la nostra isola le nostre capacità, il nostro know-how e anche la nostra capacità, diciamo, innovativa. Importante a questo punto, avendo chiesto quali sono le figure professionali che saranno strategiche ai fini dello sviluppo, è importante continuare sulla strada della raccolta, della captazione del fabbisogno di competenze per riuscire ad allineare le varie offerte da parte dei vari soggetti istituzionali. Parlavamo appunto della capacità dell'università di innovarsi e di riuscire a dare un'offerta di istruzione terziaria che sia
assolutamente rispondente a quelli che sono i piani industriali che oggi ci hanno raccontato, e così come a livello di altre qualifiche professionali la capacità da parte degli altri enti di dare le risposte giuste e soprattutto di accelerare nel dare queste risposte che sono appunto emergenti e che richiedono davvero una reattività importante da parte E allora della chiediamo a Roberto. Regione. Roberto, la Regione è reattiva, lo sta dimostrando, l'assessorato che rappresenti è sul pezzo, come si suol dire, è vicino alle imprese, è vicino al mercato. Oggi abbiamo ascoltato progetti importanti che nascono da un territorio cerniera rispetto a tutte le altre realtà della Sardegna. C'è ancora tanto da fare, ma anche la Regione, insieme con te, con il tuo assessorato, con l'ASPAL, sta contribuendo. Roberto. Grazie Antonio, intanto grazie a tutte le rappresentanti e i rappresentanti delle imprese che ci hanno rappresentato le loro realtà e hanno dimostrato dal vivo come mettono in campo diversi aspetti anche della loro responsabilità sociale, mi sembra di poter dire, no? Perché aiutarci a narrare, no? queste realtà, aprire le porte delle loro aziende a chi è in cerca di un'occupazione e quindi in qualche modo contribuire a rendere il nostro sistema anche della formazione professionale sempre più duale, perché l'aspetto dell'apprendimento nei contesti lavorativi è un aspetto cruciale per poter dimostrare prima di tutto a se stessi e poi sul campo ai propri datori di lavoro, alle persone con cui si intende intraprendere un'avventura lavorativa, è una condizione sine qua non. In realtà ormai è verso questa prospettiva cerchiamo di muoverci tutti insieme. E poi anche il fatto di parlare, di rendersi disponibili, di aiutarci ad anticipare, no? È tipico degli imprenditori questa capacità di anticipare, di configurare gli scenari. Le professioni di cui si avrà bisogno significa in qualche modo costruire e condividere modelli di ruolo che noi da soli come pubblica amministrazione non potremo fare. Sono loro che creano le opportunità di lavoro che a questo punto non solo danno alle persone la possibilità di autosostenersi, no? E quindi ritorno a quel concetto della vita dignitosa, ma anche di sviluppare, testare, rimettere in discussione continuamente i propri talenti, le proprie aspettative e quindi in qualche modo si potrebbe dire sfiorire umanamente in un contesto che nella nostra vita occupa in qualche modo gran parte del tempo e della significatività di quello che facciamo. Quindi chiuderei soltanto con un grandissimo ringraziamento e con l'impegno da parte nostra a fare sempre più insieme e sempre più con la capacità di integrare il sostegno alle attività imprenditoriali con il sostegno, nel nostro caso specifico, a quegli interventi e a quei servizi immateriali che consentono in qualche modo di favorire quell'incontro. Lo ripeto, l'ho detto un'altra volta, che è una parola, per tornare a Mr. Smith, magari, che in lingua inglese si può tradurre in diversi modi, si può tradurre meeting, ma soprattutto si può tradurre encounter. E allora encounter contiene la parola counter, che in realtà è il bancone, lo sportello, qualcosa che divide e che separa, ma nell'encounter si crea la relazione interpersonale che poi è quella che dà senso a tutto quello che facciamo e quindi grazie Roberto, Maica. Così, grazie. Rimandiamo tutti il prossimo appuntamento. Sì, il prossimo appuntamento sarà a Tortolì il 16 marzo, quindi un'altra giornata di incontro, domanda, offerta, orientamento e di rete lavoro con altre realtà imprenditoriali significative di quel territorio. Io ringrazio davvero tutti i nostri ospiti per aver riservato una parte del loro prezioso tempo a questo incontro confronto che per noi ha una grandissima utilità per conoscere, trasmettere, pensare poi davvero a nuove misure e a delle occasioni di restituzione nei vostri confronti. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento.